Allora, carissimi travazzesi, siamo a Mogoro e abbiamo incontrato ovviamente un nostro paesano che abita a Mogoro e che ci porta in giro per questa bellissima manifestazione. Ciao Michele, che manifestazione è? Allora, questa è una manifestazione organizzata da un pugno di ragazzi vecchi dei sapperi e dei sapori, praticamente si chiama Sapori Antichi. Praticamente presentano i prodotti del paese, formaggi e salumi, generalmente artigianali, e poi anche dolci tipici. Quindi posso raccontarvi e farvi degustare. Allora, il nome Saguguzzo perché io ho dato tutti i nomi. Allora, Saguguzzo, Serzera, Serzera e Gemme e Vigo, che sono località del territorio di Conostra che faccio io nell'agriturismo, però la faccio diversamente, sono piccoline, però bisogna far assaggiare tutto. Cosa esponete poi? Stiamo facendo una cosa del Mogoro e allora è una cosa di tradizione che si piace farlo ogni anno perché è una cosa troppo bella per tutto il paese di Mogoro. Per la pelle, per farla bianca, per pulirla bene bene, esce così bianca, tenera esce la pelle. Questo è un pezzo di gesso e questa è una pelle di capretto.
Fratello!